cominciamo questa serata che apre le celebrazioni in onore di Santa Augusta. Tra meno di 24 ore saremo già entrati nella festa liturgica con i primi vespri, domani sera alle ore 18 al santuario. Abbiamo pensato, programmando queste occasioni in onore della Santa Patrona, di iniziare qui a Sant'Andrea, in questa pieve meravigliosa che ci parla di un altro grande santo, un apostolo del Signore, Andrea, un amico di Gesù. Leggo quello che dice la preghiera prevista per la festa di Santa Augusta. O Dio onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. Poi la preghiera va avanti. Noi non sappiamo con precisione, sappiamo poche cose, a dir la verità, di Santa Augusta. Non sappiamo neanche l'età precisa in cui Santa Augusta è diventata Santa Augusta con il martirio. Sappiamo qual è il motivo, sappiamo chi ha voluto questa sorte per Santa Augusta, ma non sappiamo a quale età. Non so, magari se chiedessimo a Gianni Carminati, forse era qualche classe avanti a lui, potrebbe darci qualche indicazione. No, scusate. Allora, partiamo a ricordare Santa Augusta come giovane. Quest'anno è un anno che Papa Francesco ha voluto, soprattutto con ottobre, ma ormai abbiamo iniziato qualche mese fa, alla riflessione, è un anno dedicato alla riflessione della Chiesa sui giovani. Ecco. E quindi Santa Augusta ci offre anche l'occasione non solo di vivere dei momenti di liturgia, di preghiera, ma anche di riflessione, non è meno importante per la nostra fede. Ecco, tutto questo, poi io ho finito e lascio che ascoltiamo qualcosa di meglio. Questo si compie attraverso le voci del coro delle famiglie di Meschio, che aprirà questa serata con un canto. Poi ascolteremo la riflessione preparata da Don Chino Biscontin, ripeto il nome, Don Chino Biscontin, e penso che basti dire questo, è conosciuto, ben conosciuto. E poi ancora una volta i canti del coro di Meschio. Allora, buon ascolto a tutti e un grazie a voi, un grazie al coro e a Don Chino.
Ringrazio per l'invito a parlare in questa sera che inizia i festeggiamenti di Sant'Augusta, la venerata Santa Augusta. Io sono nativo di una borgata del comune di Porcia, vicino a Pordenone. Ebbene, di Sant'Augusta ho sentito parlare fin da quando ero piccolino, perché i miei nonni e anche i miei genitori venivano a venerare Sant'Augusta, partivano nel cuore della notte, alle volte anche con l'asino, una carretta o cose simili, per arrivare qui e festeggiare la vostra santa. Mi è stato chiesto di parlare del rapporto non facile ai nostri giorni tra i giovani e la fede. È un tema questo qui che mi appassiona, perché è un tema a cui ho posto attenzione più di 20 anni fa. Qualcuno che ha la mia età potrebbe darsi, ma noi anziani dimentichiamo, che si ricordi che ne ho parlato più di 20 anni fa proprio qui a Vittorio Veneto, dicendo che la fatica che facevamo a trasmettere la fede ai più giovani era un sintomo della difficoltà del cristianesimo nel suo insieme, torno a dire più di 20 anni fa. Aspettiamo molto dal Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre, che tratterà proprio di questo argomento, anche se personalmente mi sto dicendo: sta attento Don Chino, che non si occuperà solo né soprattutto dei problemi dei giovani del nostro Occidente, ma essendoci una rappresentanza di vescovi del mondo intero, parlerà della condizione giovanile nel mondo intero. E in altre zone che non sono il nostro Occidente, il rapporto tra i giovani e la fede è ben diverso da come è qui da noi. Non possiamo infatti ignorare che ci sono zone della cristianità dove il cristianesimo viene vissuto con eroismo, pagato con il martirio, come ai tempi di Santa Augusta, anche da parte di persone molto molto giovani. Nel mio discorso ogni tanto farò qualche citazione di scritti miei precedenti o di appunti che ho preso ascoltando conferenze o leggendo studi o articoli. Qualche anno fa dei miei conoscenti mi hanno chiesto di accompagnarli in un viaggio in Alsazia e Lorena. Volevano visitare luoghi che contenevano testimonianze artistiche veramente sublimi e chiedevano se andavo a commentare, ad accompagnarli, e sono andato volentieri. Quando siamo entrati in Lorena, passando per la città di Metz, una signora che era con noi ci ha detto che lei era nata in quelle terre, che suo papà faceva il minatore in un piccolo villaggio ai confini tra il Belgio e il Lussemburgo della Lorena. Così tutti insieme abbiamo deciso che bisognava andare a visitare i due paesi dove lei era vissuta da bambina. Con grande commozione sua e nostra ci siamo andati. E naturalmente io, essendo prete, ero interessato a vedere le due chiesine parrocchiali, erano veramente due villaggi. Queste chiesine parrocchiali col tetto molto molto spiovente, un po' alla tedesca, col campanile sopra la porta centrale.
Ebbene, è stata come una pugnalata al cuore andare a visitare quelle due chiesine. Davanti alla porta d'ingresso nella chiesa c'era uno strato, non esagero, uno strato così di guano, di sterco di uccelli. Questo significa che non solo in quelle due chiese non si celebrava più la messa, ma che nessuno entrava in quella chiesa chissà da quando, e che in tutto il villaggio non c'era nessuno che magari avesse detto reverendo, lasci a noi la chiave e almeno la domenica ci troveremo per pregare un poco insieme nel modo più assoluto. E mi sono chiesto se questo non sarebbe accaduto anche da noi. Data l'età mia, probabilmente non vedrò qui da noi cose di questo tipo, anche se mi sto rendendo conto che stiamo vivendo processi di cambiamento di una rapidità difficilmente immaginabile. I miei studi di storia mi avevano abituato a pensare che i movimenti storici, coinvolgendo masse enormi, avevano bisogno di tempi lunghi, c'era una certa viscosità. Devo dire invece che i cambiamenti sono di una rapidità sorprendente. Appena una manciata di anni fa, se in una parrocchia un uomo e una donna convivevano senza essere sposati, il prete non andava neanche a benedire la casa. Adesso, quando mi chiamano a fare dei corsi di preparazione al matrimonio, 2/3 di coloro che si preparano al matrimonio sono conviventi, alcuni da parecchi anni, qualcuno anche con bambini. E la cosa è avvenuta nel giro di pochissimi anni. Sono parroco in una parrocchia. In questa parrocchia la fede è ancora viva, sta dando ancora frutti, e tuttavia è come le parrocchie, probabilmente molto simile anche a quello che accade a Vittorio Veneto. Ho un paio di catechisti, marito e moglie con bambini, che sono tra i più bravi catechisti che io abbia incontrato nella mia lunga più di 50 anni vita di prete. Hanno preso in mano una classe di piccini dalla prima comunione, li hanno portati fino alla terza media, prima superiore, quando hanno ricevuto la cresima. Hanno fatto di tutto per questi giovani, hanno rinunciato alle loro ferie per fare campi scuola per loro, li hanno fatti campi scuola di grande interesse perché li hanno portati un po' dappertutto, ma veramente con una bravura incredibile. Quando ho chiesto loro fatemi una relazione con la quale io possa presentare poi al vescovo che verrà a cresimare i ragazzi, questo gruppo di ragazzi, essi hanno raccontato un po' del cammino di preparazione di questi ragazzi e di queste ragazze, ma hanno concluso con una frase veramente molto, molto dura ma sincera. Se dopo tutto questo dovessimo dire che qualcuno di loro ha manifestato un cambiamento che promette di essere permanente, dobbiamo dire di no. E in effetti, ricevuta la cresima, è molto raro vedere qualcuno di questi ragazzi e di queste ragazze partecipare alla messa alla domenica. Eravamo d'accordo che avrebbero partecipato alla messa di Pasqua e alla messa di Pentecoste, e il giorno della cresima avevamo donato loro un crocefisso da mettere attorno come segno del sacramento che stavano ricevendo. E avevamo chiesto a loro, come abbiamo chiesto ai bambini di mettere la vestina della prima comunione in occasione di queste due grandi feste, di indossare la croce il giorno di Pasqua e il giorno di Pentecoste. Ebbene, tutti avevano attorno al collo il cordoncino del crocefisso, parecchi tra di loro però il crocefisso l'avevano ben nascosto, quasi si vergognassero di avere un simbolo di questo tipo addosso. Questa è la situazione. Non è un fenomeno che riguarda solo la fede nella parrocchia e il problema del rapporto tra i responsabili della fede, il prete, i catechisti e i giovani nella parrocchia. È un problema che riguarda l'intera società. Io sono parroco di una parrocchia, ma il vescovo, siccome faccio anche altre cose, mi ha comandato che per la notte e per i pasti devo andare in seminario. E quando qualcuno sente che abito in seminario mi guarda con un po' di curiosità e un po' di ironia e mi dice: ma ci sono ancora vocazioni in seminario? E io mi sono abituato a rispondere: più o meno quanti giovani incontrate al club alpino italiano, ai donatori di sangue, ai donatori di organi o al gruppo alpini, che se non ci fossero gli ultra sessantenni nessuno di questi organismi resterebbe più in piedi. Non che qualche giovane non passi di là qualche volta, non sia disposto una volta a partecipare a un'iniziativa, ma pensare che dei giovani si assumano la responsabilità strutturale di portare avanti questi organismi con tutta la dedizione che ciò comporta, assolutamente è impensabile. È una crisi della società nella quale ci troviamo a vivere. Colpa dei giovani?
Io personalmente penso che un po' di colpa ce l'abbiano anche i giovani. In fin dei conti non sono né dei pappagalli né delle scimmie e il terzo piano ce l'hanno anche loro e se volessero potrebbero anche adoperarlo. Credo però che questa situazione che stiamo esaminando non possa essere proprio soprattutto responsabilità dei giovani nel modo più assoluto. Un po' sono severo con loro quando mi chiedono di parlare, parlo con grande schietezza e quando mi dicono che ci guadagno a coltivare un rapporto con Dio e ad avere la fede, io dico lascia perdere quello che ci guadagni tu, con Dio ci si deve comportare in maniera onesta per il semplice fatto che esiste e se esiste va trattato come un qualcosa che esiste. Ma a parte questo io credo che sia il risultato di un degrado umano, un degrado di qualità umana di tutta la società nella quale noi viviamo. Non è neanche colpa esclusiva dei genitori, anche se i genitori portano delle responsabilità riguardo all'educazione dei loro figli. Parlo dell'assenza alla messa della domenica dei ragazzi, ma dovrei dire dai 45 anni in giù, veramente è una piccola minoranza quelli che vengono in chiesa. Nella mia parrocchia, in maniera curiosa, accade che qualche bambino o bambina del catechismo, entrando dentro un'esperienza che gli piace, che la appassiona, alle volte ho anche 30 chierichetti o cose simili, è accaduto che un bambino mi ha detto scusa che non sono venuto domenica, ma mia mamma per castigarmi mi ha detto che non potevo venire a messa. Cioè, succedono anche cose di questo tipo, naturalmente. Come mai sta succedendo tutto questo? Torno a dire, io parlo dal punto di vista della fede, ma tengo conto che non è solo e forse neanche soprattutto un problema della fede, ma è un problema generale del rapporto tra generazioni nella società in cui viviamo. Come mai ci sta accadendo tutto questo? Io credo che ci accade tutto questo a causa di due caratteristiche e della conseguenza più drammatica di queste due caratteristiche che sono parti ormai della cultura che respiriamo dappertutto. Basta aprire la televisione un momento, dare un'occhiata a un giornale, non importa se è di destra o di sinistra, guardare una reclama, un manifesto e respiriamo queste caratteristiche. La prima caratteristica è l'individualismo. L'individualismo è l'atteggiamento in base al quale un individuo concepisce se stesso come il centro dell'universo e tutto il resto sta attorno a lui a raggiera e a sua disposizione. E non è disposto l'individualista a riconoscere altrettanti diritti quanti ne pretende per sé alle altre persone in quanto tali. Le altre persone sono in funzione di lui. Mi piace, mi va, desidero, mi appassiona, mi diverte, tutto questo diventa un diritto anche verso le altre persone. Alle volte tutto questo arriva anche a fenomeni inquietanti, pensate alla diffusione dello stalking, pensate al fatto che alle volte si arriva fino all'atto della delinquenza. Io desidero questa donna mi dice di no, io la desidero, io sono il centro del mondo, il mio desiderio è un diritto, tu hai mancato contro il mio diritto e io ti punisco. E alle volte la punizione è una pena di morte. Il modo di pensare dell'individualista è più o meno come ho tentato di descrivervelo ora. Vi farò capire più tardi poi le conseguenze che accadono da tutto questo ed ecco una citazione. La maggior parte delle persone vive la vita in termini esclusivamente individuali, progetta la propria riuscita professionale, il modo di emergere e di ottenere una buona posizione sociale, il modo di raggiungere risultati il più possibile soddisfacenti in campo economico, e siamo accomunati dall'idea che la vita migliore, quella più riuscita e soddisfacente, dipenderà dalla capacità di investire energie, risorse e pensieri in progetti di autorealizzazione. Detto così sembra un atteggiamento anche plausibile, un atteggiamento anche buono. E tuttavia vi faccio notare che in questo modo di vivere non si tiene conto della relazione, non si tiene conto degli altri. La persona vede solo se stesso, le mete da raggiungere, gli obiettivi che si propone, gli altri non possono essere che servi di questo obiettivo che si cerca di raggiungere. Fa parte del mio obiettivo avere i migliori figli che ci siano nella nostra società. Ma questo professore mi ha detto che il mio figlio
merita un brutto voto e io vado a picchiare il professore. Come si permette di interrompere il mio desiderio di avere il figlio migliore che ha i voti migliori e che è il più bravo di tutti? Anche nella formazione della coppia il baricentro non cambia e gli aspetti di progettualità comune sono spesso subordinati a quelli della progettualità individuale. Ciascuno di noi due ha un suo progetto individuale che non è disposto assolutamente a condividere con il partner, se non in tanto in quanto il suo progetto individuale e il mio progetto individuale camminano insieme. È di recente un matrimonio che sta fallendo, un matrimonio di meno di un anno, determinato dal fatto che uno dei due non intendeva staccarsi dalla famiglia che rappresentava il luogo della comodità, dell'aiuto, delle abitudini, e dall'altra parte l'altro che non intendeva assolutamente mettere in discussione la propria carriera che lui aveva già determinato in maniera rigida e fredda. Il risultato era che, per esempio, nel logo che appare in WhatsApp, lei stava baciando un cagnolino che era il cagnolino di casa e non era né il suo marito, né il suo ragazzo, né il suo marito. Per me era sintomatica una cosa di questo tipo. Per quanto riguarda lui dice a lei che pure aveva bisogno professionalmente di abitare nella zona del Pordenonese: o vieni dove voglio io o del matrimonio si butta per aria tutto. Torno a ripetere, non si elabora un progetto insieme, dialogando e percependolo come bello, perché lo si elabora insieme. Al massimo si accetta di stare insieme con una persona che non disturba il mio progetto individuale. L'uomo e la donna leggono la loro relazione come uno scambio affettivo nel quale è sottinteso che ognuno dei due potrà in primo luogo continuare a perseguire i propri obiettivi individuali con il sostegno dell'altro, o almeno con la tolleranza dell'altro. Altro caso, per me sono forme di matto queste qui. Un altro caso, si sposano con il patto che 2 sere alla settimana ciascuno dei due andava per i fatti propri e non doveva dire all'altro con chi, dove e come andava. Come può stare insieme un rapporto di questo tipo? Torno a dire, non lo so, sarà perché c'è stato un progetto di svuotamento dei manicomi, che si trovano dei matti che non vengono riconosciuti come tali in giro, ma a me sembrano proprio delle persone che commettono degli errori talmente grossolani. Va aggiunto che nel crescere ed educare i nostri figli raramente pensiamo a loro anche come i potenziali genitori del futuro e dunque raramente ci occupiamo di vedere come si mettono in relazione con gli altri, come vivono le relazioni con gli altri e così via. Provate a parlare con chiunque abbia a che fare con gruppi di giovani, penso gruppi sportivi, non parrocchiali o altro, e vi diranno di genitori estremamente aggressivi che vedono unicamente il loro figlio e se il loro figlio viene mortificato hanno delle reazioni molto dure, persino anche violente. Questa è una prima caratteristica molto diffusa nella nostra società. Seconda caratteristica molto diffusa nella nostra società che determina la fisionomia della nostra cultura è la mancata cura dei sentimenti, non delle emozioni, non delle pulsioni, non delle soddisfazioni, quelle fin troppo, proprio dei sentimenti. Curiamo talmente poco i sentimenti che quando dico una frase come quella che ho appena detto, vedo delle persone che mi guardano come per dire: che differenza c'è tra un'emozione e un sentimento? Come se non riuscissimo più a distinguere lo spessore e la profondità della nostra anima. Allora mi tocca fare degli esempi per far capire la diversità e dico: questa mamma che per la 7ª volta deve alzarsi dal letto perché il bambino piange, siccome non ha dormito neanche la sera prima, ha lavorato il giorno e poi deve lavorare anche il giorno dopo, certamente non va con grande entusiasmo del suo bambino per la 7ª volta, però ci va. E ciò che la porta ad andare e a non maltrattare il bambino è il sentimento materno che porta in sé. Vedete la differenza tra l'emozione, che in questo caso è negativa, e il sentimento che in questo caso garantisce l'accusa del piccolo bambino. Quando non c'è questo sentimento ed è capitato, il bambino può essere maltrattato in maniera violenta, è capitato che l'abbiano buttato giù anche dalla finestra. Perché? Perché mi ha disturbato e non c'è nessun sentimento che fermi.
Oggi educare i giovani ai sentimenti è un'impresa sempre più ardua, perché molti si fermano a livello dell'impulso, che ha come linguaggio non le parole, ma i gesti, e i gesti il più delle volte violenti. A un gradino superiore agli impulsi incontriamo le emozioni, ossia la risonanza emotiva che le situazioni che incontriamo nel mondo e i nostri gesti con cui ci relazioniamo al mondo suscitano in noi. I sentimenti invece sono in parte naturali, ma in parte devono essere culturali, ossia coltivati, frutto dell'educazione e del nostro modo di vivere. In presenza di una carenza emotiva, la psiche, la nostra anima, non registra la differenza tra ciò che è conveniente e sconveniente, tra ciò che è buono e ciò che è cattivo e ciò che è grave. I sentimenti non sono un'espressione della sola natura, ma sono anche una costruzione sociale e sono indispensabili perché la socialità avvenga in maniera non inselvatichita, avvenga in maniera colta, per questo si parla di cultura. La cura dei sentimenti è il tratto specifico dell'educazione, che proprio per questo si distingue dall'istruzione. Purtroppo dobbiamo ammettere che nella maggior parte dei casi nelle nostre scuole si fa solo istruzione quando si fa istruzione, ma assolutamente si è rinunciato a fare educazione, alle volte con la scusa che vivendo in una società pluralistica non possiamo più indicare dei valori condivisi a cui educare i giovani e i ragazzi. Nella scuola di oggi al massimo si istruisce, ma poco si educa. Poi non ci si deve stupire se assistiamo a scene di bullismo tipico di chi nel processo di crescita non è andato oltre le pulsioni, oltre le emozioni di superficie, senza che la scuola abbia fatto nulla per elevare questi ragazzi a livello di sentimento profondo. Questo troppo spesso oggi non accade. E qui la scuola ha una responsabilità enorme, perché chi ha un sentimento non stupra una ragazza, non brucia un immigrato, non picchia un portatore di handicap, non dà fuoco a un barbone che dorme in una panchina. E se queste cose succedono è perché la scuola non si occupa della formazione delle persone, ma solo delle loro prestazioni oggettive in vista della professione, del guadagno e del lavoro. Queste due caratteristiche che vi ho appena descritto sono ampiamente assorbite dal mondo giovanile, il quale inevitabilmente, non per colpa sua, dipende dall'atmosfera culturale dentro cui un ragazzo respira e cresce. Ora datemi una persona impostata in maniera individualistica e priva di sentimenti profondi e ditemi da che parte si deve prendere per far apprezzare a questa persona il Vangelo e la figura di Gesù. Gesù, parlando dei ricchi non disposti a condividere la loro ricchezza neppure con uno che crepa di fame davanti a casa sua, il ricco Epulone, il povero Lazzaro, ha detto che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco capisca qualcosa del regno dei cieli. Io posso adattare questa frase del mio Signore dicendo: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un individualista privo di sentimenti capisca qualcosa del Vangelo. La conseguenza di un'impostazione di vita con queste caratteristiche è quello che di solito viene chiamato il relativismo etico, che io chiamerei il nichilismo etico, nel senso che l'etica, e cioè ciò che ci spinge a comportarci secondo norme che distinguono il bene dal male, è andata a farsi benedire. Personalmente posso spiegarmi in questa maniera per essere breve. Secondo me ragiona in maniera etica chi dice: questo è il mio dovere, lo farò. Questa è una cosa sbagliata, non la farò mai. Perché farò questo? Perché è mio dovere. Perché non farò questo? Perché è sbagliata. Ma guarda che se fai questa cosa qui così ti darà dei vantaggi. Ok, mi darà anche dei vantaggi, ma è sbagliata, io non la farò. Ma guarda che questa cosa qui ti chiede sacrificio, ci rimetti anche. Bene, la farò perché è mio dovere farlo. Io incontro sempre meno persone capaci di ragionare in questa maniera. Di solito incontro persone che dicono: mi va, lo faccio, non mi va, non lo faccio, mi dà un tornaconto, lo faccio, non mi dà nessun tornaconto, non lo faccio.
Ora, le comunità delle papere, delle oche, dei topi, dei gatti stanno insieme sulla base di pulsioni e di istinti. Gli esseri umani non ce la fanno a stare insieme in maniera umana se non sviluppano un'etica, una cultura che distingue il bene dal male, il distruttivo dal non distruttivo. Bene, è quello che ci sta capitando. Parlate con i medici che devono avere gli alpini vicino perché altrimenti vengono maltrattati, picchiati, se non anche peggio. Parlate con i professori che non ce la fanno più e desiderano andare in pensione il più presto possibile perché per loro è diventato crocifiggente fare scuola perché non si può far leva su niente. Parlate con chi sta allo sportello di qualunque ufficio, parlate con infermieri, parlate con chi volete e vi parleranno di una società aggressiva che ha soltanto pretese, che non dice mai grazie, una società che non ti dà nessuna gratifica e così via. Non è un bel vivere questo. E una società fatta così sembra una casa che è stata scrollata dal terremoto, non ha più legamenti, mi capite? E rischia di andare giù. Ed è quello che ci rende fragili e deboli. Guardate che spettacolo stiamo vivendo adesso in Italia, guardate che spettacolo stiamo vivendo in Europa. E siamo consapevoli che stiamo facendo esattamente il contrario di quello che sarebbe il nostro interesse, ma non riusciamo a fare diversamente perché siamo impostati in quella maniera lì. Si moltiplicano gli episodi di aggressioni fisiche e di violenze da parte di giovani. Ciò che lascia sbalorditi è la qualifica che spesso si dà a questi atti, che in alcuni casi sono arrivati fino all'omicidio. Ragazzi che hanno ucciso un ragazzo, vi ricordate? I ragazzi, appoggiati non raramente dai genitori, dicono: ma è stata una goliardata, una cavolata, eravamo annoiati, volevamo sapere quello che si provava, fare un'esperienza forte. Attribuire a questi episodi, questi significati, è peggio di ciò che è accaduto nei significati, perché vuol dire che non siamo più in grado di provare disagio morale, rigetto morale davanti a cose così brutte e cerchiamo giustificazioni. La differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che grave non lo è, la mancanza di distinzione tra queste due categorie di realtà è il male, non soltanto un male, è il male. E allora non si distingue più tra la differenza del parlare male o prendere in giro dietro la schiena un professore, cosa che abbiamo fatto tutti quando siamo stati a scuola, e prenderlo a calci sugli stinchi e a botte sulla testa. Non si distingue più tra fare complimenti anche un po' pesanti a una ragazza e stuprarla. Non si distingue più il fatto di fare una battuta che prende in giro un compagno e sottoporlo a una tortura tale di stalking da spezzargli la psiche. Se in questi ragazzi si inceppa questo sentimento, il terribile è già accaduto, qualcosa di più terribile dell'episodio in sé, perché in loro si è spenta, io dico non si è mai accesa, quella sensibilità che non ti consente di compiere atti così deprecabili. La desertificazione dei sentimenti, senza nessuna percezione del concetto di limite, mai acquisito, perché in famiglia mai nulla è stato negato, spalanca le porte dell'abisso. E tutto ciò accade tra la preoccupazione tardiva dei genitori, l'impotenza degli insegnanti e il complessivo disorientamento della società, dove a conoscere questi ragazzi, meglio dei loro genitori e dei loro insegnanti, sono gli operatori di mercato e sì, sanno come fare presa su questi ragazzi. Dato tutto questo, voi capirete perché è così difficile fare entrare dentro un'esperienza di fede un ragazzo, nonostante tutto l'impegno che viene messo. Le attività di catechismo di una parrocchia che iniziano in seconda elementare e continuano almeno fino alla terza media, alla prima, alle volte anche alla seconda superiore, alle volte non hanno nessun esito. Queste persone sono come un terreno su cui si butta la semente e Gesù dice: se va nel sentiero non può attecchire, vengono gli uccelli del cielo, mangiano la semente e non porta nessun frutto. È chiaro che anche alcuni problemi interni al cattolicesimo, gli scandali economici del Vaticano e non soltanto del Vaticano, anche di personaggi ecclesiastici grandi o piccoli che siano, questo problema della pedofilia o altre cose simili, certamente non hanno facilitato le cose in questo campo. Perché ci accade tutto questo? Perché siamo finiti in questa situazione? Perché c'è stato questo degrado umano che ci ha reso
un tessuto umano così spregevole, così di bassa qualità. Qui vi coglierò forse un poco di sorpresa, ma secondo me forse è il contributo più originale del mio discorso di questa sera. Papa Francesco dice che è scoppiata la terza guerra mondiale, soltanto che è a pezzettini. E noi facciamo fatica a credergli, perché quando sentiamo parlare di guerra siamo ancora ai tempi di Napoleone, un esercito qui, un esercito là, che si sparano a cannonate. Ma se mettiamo insieme tutti i posti dove la gente viene ammazzata, tutti i posti dove si adoperano armi, la quantità delle armi adoperate, dobbiamo dargli ragione. È in atto un conflitto atipico, non siamo abituati a riconoscerlo come tale, però è in atto. Bene, io dico un'altra cosa che è atipica, un'altra cosa difficile da recepire immediatamente perché non siamo abituati a pensare così, ma che io credo profondamente vera. Noi siamo dentro a un regime. Capisco che quando dico regime uno pensa a Stalin, un altro pensa a Hitler, un altro pensa a Mussolini. Per regime io intendo che la nostra vita è determinata da poteri che noi non abbiamo potuto decidere, che non lavorano secondo il nostro interesse e sui quali noi non possiamo intervenire. E questa è la nostra situazione. Questi poteri sono individuabili e sono i grandi nuclei dell'economia. I grandi nuclei dell'economia hanno un potere enorme, soprattutto in questo momento in cui la storia dell'umanità è entrata in quello che chiamiamo la globalizzazione. Perché spostare capitali da uno stato all'altro, da un posto all'altro, si fa un secondo con un computer. Non c'è nessuna istanza politica che tenga conto degli interessi umani della popolazione che abbracci tutto intero il globo nel quale noi viviamo. Di conseguenza, mentre il potere economico è un potere globale, noi viviamo dentro a poteri parcellizzati che sottostanno alla prepotenza di questi poteri. Soprattutto se teniamo conto che una piccolissima percentuale dell'umanità ha tra le mani almeno l'85% del potere economico del resto dell'umanità. Ora, chi ha in mano economia mira al profitto e il suo interesse è il profitto. E dunque la logica di questo tiranno che sta sopra di noi e che determina il regime dentro a cui noi viviamo si muove nell'interesse di massimizzare il profitto. Per massimizzare il profitto ha bisogno che ci siano dei consumatori, che ci siano delle persone disposte ad acquisire, a comprare, disposti a consumare. Ebbene, per ottenere che le persone siano disposte a consumare, adoperano due fattori estremamente sottili. Il primo fattore, lo conosciamo tutti, ed è la pressione attraverso la réclame. Questo cappotto che questa giovane donna ha indossato l'inverno scorso non può più essere indossato il prossimo inverno, perché non è più di moda e perché, avendolo già portato la stagione prima, farebbe brutta figura a portarlo ancora. La conseguenza è che il cassonetto dei vestiti in disuso, che è stato posto vicino alla chiesa parrocchiale dove sono parroco, deve essere svuotato molto spesso perché si riempie. Ho fatto l'esempio del cappotto, ma potrei fare l'esempio di qualunque altra cosa. Se siamo sinceri, tutti noi, compreso io che vi parlo, almeno il 30% di ciò che abbiamo è assolutamente inutile, non ne abbiamo assolutamente bisogno. Eppure ci siamo fatti menare per il naso, abbiamo ritenuto che fosse importante e l'abbiamo acquisito. Il primo strumento dunque è questa pressione di réclame che ci crea delle persuasioni, dei bisogni, delle necessità in maniera artificiosa. Il secondo strumento è più sottile, più difficile da individuare, ma più micidiale. Se io voglio che una persona accetti di passare 2 ore alla domenica in un ipermercato, io devo fare in modo che questa persona sia irrequieta, sia scontenta, non sia felice. Perché ciò che spinge una persona a comprare
è l'illusione che comperando degli oggetti calma quell'irrequietudine, quella insoddisfazione interiore che la abita. E questo modo di pensare persiste anche dopo che abbiamo fatto 100 esperienze, che non è affatto vero che comperando una cosa per circa un paio d'ore proviamo quella soddisfazione, quel senso di potenza che abbiamo potuto ottenere quell'oggetto, e poi immediatamente avevamo dei segnali che tutto sommato non rispondeva a ciò che chiedevamo, e cioè togliere quell'insoddisfazione, togliere quel vuoto interiore che può essere colmato solo dalla qualità delle relazioni tra le persone. Ma allora questo tiranno che sta sopra di noi dice: devo tenere a bada la qualità delle relazioni, se no quelli lì non sono più scontenti, se no quelli lì non sono più comperatori. Di conseguenza organizza l'economia, e in particolare il lavoro, con ritmi tali che la vita familiare ne esca frantumata. Che succede quando un giovane uomo sposato da poco con un paio di bambini piccoli deve lavorare 11-12 ore al giorno? E i giovani sono disoccupati. Non è che ci sia bisogno che qualcuno lavori così tanto, ma nell'interesse del tiranno bisogna che questa famiglia funzioni male. Allora succederà che durante tutta la settimana questo qui lavorerà in maniera così drammatica, avrà accanto a sé una moglie che a sua volta ha lavorato, tutti e due a fine settimana saranno esausti e scontenti e diventeranno dei consumatori privilegiati. Dietro la discussione se tenere aperti o no i negozi della domenica sta questo problema qua. Non è vero che sta la necessità da parte della popolazione che siano aperti. Più o meno gli ipermercati hanno la stessa funzione che avevano le sagre una volta: uscire fuori, trovarci insieme, avere un senso di festa, ma non un bisogno davvero reale. Ebbene, se andremo avanti in questa maniera qui così, non potremo mai, assolutamente mai, aspirare a una situazione di calma e di pace. Perché noi occidentali, per fare questa vita di consumo assurdo, stiamo consumando il 75% delle risorse mondiali e siamo una piccola minoranza rispetto al resto dell'umanità che deve accontentarsi dunque del restante 25%. Se poi pensiamo che lasciando così le cose, lasciando così il livello dei consumi da parte nostra, potremmo fermare l'immigrazione, ci sbagliamo di grosso. Perché? Perché non abbiamo portato là le nostre infrastrutture, le nostre strutture produttive, non abbiamo portato là ciò che avrebbe permesso a queste società di evolvere, ma abbiamo portato la nostra televisione. Allora c'è una pressione di reclame su di loro simile alla nostra. A un certo momento i bisogni si gonfiano fino al punto da diventare incontenibili. Per non parlare poi, con questo ritmo di consumo, per non parlare poi del fatto che renderemo assolutamente impossibile salvaguardare l'equilibrio ecologico del pianeta. Come voi sapete, sono miliardi le tonnellate di cose ancora utilizzabili che noi buttiamo via. Non soltanto, ma anche questo lo sapete molto bene, tutta una serie di oggetti vengono costruiti in maniera da programmare la loro fine. Perché se questa la lavatrice dura troppo, il meccanismo del comprare e dunque del profitto non funziona più. Per cui io devo costruire una lavatrice che entro tot di tempo collassi e vada a farci benedire. Tieni conto che la maggior parte degli elementi di questa lavatrice sarebbero in grado di continuare ancora, ma non è così. Nel frattempo io ti ho fatto una pressione per dirti che non puoi continuare con questa lavatrice, non vedi che baracca è, devi comprare quest'altra lavatrice che ha questo e questo e questo e questo programma. Tu non hai bisogno di nessuno di quei programmi lì così, salvo di un paio, ma la pressione della reclame ti fa pensare che proprio ne hai bisogno e finisci per comprarlo. Potrei continuare. Questo giovane ha un telefonino che funziona bene, ma se adesso che viene fuori il Samsung S2, non si procura il Samsung S2, non è all'altezza delle relazioni del gruppo con cui si trova. E se questo bambino che va a scuola non avrà uno zainetto adeguato, verrà emarginato dalla classe, subirà dello stalking e si sentirà un infelice e noi non ne saltiamo più fuori. Che cosa fare? Io non vedo altra soluzione che, se siamo dentro a un regime, assumere l'atteggiamento di resistenza, quello che hanno fatto i resistenti quando sono stati costretti a vivere sotto un regime. Cercare di capire in che maniera il regime fa pressione su di noi e cominciare a disobbedirgli.
cominciare a consumare il ragionevole, avere molta cura delle relazioni affettive, delle relazioni di amicizia, che sono quelle che ci danno gioia e allegria molto grande, quando c'è, come posso dire, come i carbonari, come queste cose qua, quando ci si mette d'accordo e noi vogliamo difendere la nostra gioia e quindi si coltiva questo aspetto qui così, dunque una resistenza di carattere culturale, di carattere economico e di carattere politico. Ma per quanto riguarda la comunità cristiana, cosa possiamo fare per risolvere il fatto che noi non riusciamo a far entrare in un'esperienza di fede i giovani? E i giovani sono il nostro domani, ma non il nostro domani laggiù lontano, il nostro domani appena fuori di quella porta lì. Perché se questi genitori qui, nonostante che loro non vengono a messa quasi tutti, mandano i bambini a catechismo e hanno battezzato i bambini, questi ragazzi qui così si chiederanno che senso ha far battezzare i loro figli, e ci sarà un degrado di partecipazione e di condivisione dell'esperienza religiosa veramente rapido e veloce. Che cosa fare? E io ci ho ragionato sopra, anzi ci ragiono sopra continuamente su questa cosa qui. Avrei bisogno anche di compagnia nella mia fatica intellettuale a ragionare, a riflettere, ma non se ne trova tanta in giro. Io intravedo quello che si potrebbe tentare di fare. Avrei bisogno di un gruppo di adulti, deve essere un gruppo percepibile, dunque abbastanza consistente per essere socialmente percepibile, che vive la fede in maniera coerente e che dimostra che vivendo la fede in maniera coerente si ottiene una buona qualità della vita. Cioè si sta meglio, si vive meglio, si è contenti, si evitano stupidaggini, sofferenze, si guadagna tutta una serie di cose che mettono allegria, gioia e anche felicità. Soltanto che avrei bisogno di persone che, oltre a vivere la fede in maniera coerente, la vivano in maniera consapevole, cioè capiscano come vivono la fede e siano in grado anche di parlarne, come dice la lettera di Pietro, che siano in grado di spiegare le ragioni della propria speranza. Ed è qui, secondo me, che il meccanismo qui da noi si inceppa. Io non penso adesso a Vittorio Veneto, che può avere un impasto umano un po' diverso dalla mia parrocchia, che fondamentalmente è una parrocchia in zona rurale, ma se io mi rivolgo a quelli che vengono a messa la domenica e dico a loro: sentite, non riusciamo a risolvere questo problema della fede dei più giovani, dobbiamo darci un poco da fare e quindi c'è bisogno che approfondiamo la nostra conoscenza della fede in maniera tale da poterne parlare in maniera competente. E se un figlio ci dice perché devo andare a messa, tu non puoi rispondergli se no non ti do la paghetta, devi spiegargli in che cosa consiste la bellezza della messa, devi raccontargli, narrargli il tuo vissuto della messa. Bene, se io dicessi una cosa simile ai miei parrocchiani, io so già quello che succederebbe, mi guarderebbero capendo che dico una cosa giusta, ma mi direbbero: Don Chino, io mi alzo la mattina e prego alla sera, cerco di mettere in pratica il Vangelo, come vede vengo anche alla messa, non faccio cattiverie, mi comporto secondo i comandamenti. Cosa si può chiedere di più a uno come me? E ha ragione lui. Come faccio a chiedergli uno sforzo ulteriore oltre a tutto questo? E si tratta di cristiani eccellenti, parecchi tra di loro, anche questo lo dicevo 20 anni fa, adesso lo dice anche il Papa, parecchi tra di loro sono santi, non sanno di esserlo perché l'aureola sta dietro e con gli occhi guardano in avanti e loro non sono consapevoli, ma sono santi e io li vedo che sono santi. Ma è un tipo di cristianesimo che è stato impostato come adatto ad altri tempi, quando la società non era pluralista, non era in cambiamento, quando non c'era questa situazione dei mass media, e in quella situazione lì, quella maniera di vivere la fede era la più adatta. È accaduto che i tempi hanno cominciato a cavalcare con grande rapidità, dentro la Chiesa non siamo stati abbastanza vigilanti contro questi due avversari di cui vi ho parlato, l'individualismo e la mancata coltivazione dei sentimenti, e ci troviamo con un cristianesimo autentico, vero, che produce vite cristiane molto buone, ma incapace, assolutamente incapace di autogenerarsi, incapace di trasmettere l'esperienza di fede ai più giovani. Oltre a questo, io penso che il problema del trasmettere la fede ai più giovani non potrà avvenire se non accadrà che ci saranno dei giovani missionari. Non intendo giovani che vanno in Africa, giovani che fanno i missionari qui, cioè giovani che, avendo un vissuto di fede
che li persuade perché sentono che è buono, sentono che è vero, sentono che è entusiasmante, sentono che è la maniera giusta di vivere, ne parlano con altrettanto entusiasmo ai loro coetanei e mettono su dei gruppetti di persone, di giovani intendo in questo caso qui così, che allora in questa maniera potrebbero diventare una specie di focolare accostando altri giovani al quale si potrebbero riscaldare. Queste esigenze che io vedo con grande chiarezza non le vedo realizzarsi per il momento, io penso che prima o poi accadrà però qualcosa che farà succedere qualcosa, ma per il momento ci troviamo in questa situazione. So che non vi ho dato molta soddisfazione con questo mio discorso, forse ho aumentato le vostre preoccupazioni, spero che direte che sono stato molto onesto e che ho visto con precisione dove stanno i problemi, perché vedete, rispetto a questi giovani si può essere emigranti in due maniere. Una maniera per essere migranti è prendere l'aereo e andare in Australia e cominciare a vivere in Australia e sono un emigrante in Australia. E ho dei figli che vengono su in Australia e quei figli saranno australiani. E se quando io ho messo via un bel po' di soldi e dico voglio tornare a casa e la casa per me è qui da noi, i figli mi faranno marameo perché si sentono appartenenti a quel territorio e resteranno là, ok? Si può essere migranti in questa maniera che vi ho descritto, un'altra maniera per essere migranti è tirare su le gambe e il suolo ti corre sotto, è quello che sta accadendo a noi. Stanno venendo su dei bambini, dei giovani e dei ragazzi che è come se appartenessero a un altro mondo. Tant'è vero che quando parlano con noi adulti, io poi che sono un bisnonno oramai, ma quando parlano con noi adulti non parlano come parlano tra di loro, adottano un linguaggio che pensano sia il linguaggio accettabile da noi, fanno esattamente come fanno i marocchini, come fanno gli altri, che si adattano al nostro modo di comunicare pur di comunicare in positivo. Noi poi adesso stiamo commettendo l'enorme errore di far sperimentare ai ragazzi che della loro sorte, del loro lavoro, della loro formazione, delle loro capacità, del bisogno di autorealizzazione ci interessa poco o niente. La reazione di questi giovani è del mondo di voi adulti, di tutte le cose che interessano a voi e sono importanti per voi, a noi non ce ne può interessare di meno. E si crea quella estraneità tra le generazioni che impedisce la comunicazione. E anche questo è un danno umano enorme, perché, e concludo, solo dove c'è un dialogo tra i vecchi come sono io e i più giovani si crea quello che ho chiamato un impasto umano equilibrato. Perché un giovane di 17, 18 o 20 anni ancora non ha abbastanza esperienza per evitare tutti gli sbagli. Alcuni sbagli non combinano tanti guai, altri sbagli combinano dei guai, alcuni sbagli possono creare dei guai irreversibili. Hanno bisogno di chi ha più esperienza, che gli avverta come stanno le cose. Un adulto è tutto preso dal bisogno di realizzare la sua vita come personaggio pubblico, come personaggio produttore, come beni economici o altro, e alle volte assolutizza tanto questi obiettivi da trascurare alcuni altri valori che sono la cura delle relazioni, del rapporto, l'amore, il dialogo, stare a ascoltare i figli. È più facile comprargli il telefonino, dargli dei soldi e lasciarlo che faccia tio tao col telefonino e non ti disturba, non ti chiede attenzione, non ti chiede affetto e che si arrangi, ok? Un anziano, un vecchio come me, a un certo momento non ha più nessuna stagione della vita dietro, ha tutta la stagione della vita come vissuto davanti e riesce a mettere in prospettiva le cose e riesce a capire cosa è importante e cosa non è importante nella vita. E ci dovrebbe essere un dialogo tra chi è vecchio e chi è giovane, tra chi è vecchio e chi è adulto, in maniera tale che le saggezze così accumulate dall'intero organismo umano diventano un patrimonio condiviso, e a questo che serve la cultura. Noi questa produzione di cultura la stiamo disseccando, il risultato è un'umanità in pericolo, un'umanità sgradevole, un'umanità tutto sommato molto sofferente. Grazie dell'attenzione. Sì, Don Chino, ci hai detto delle cose difficili, anche aspre, cose che vanno anche un po' ripensate e rimeditate. Mi viene in mente che un sabato nella sinagoga di Cafarnao, sarà il Vangelo
di domenica prossima qualcuno disse: ma questo discorso è duro, e quell'altro rispose: volete andarvene anche voi? Pietro, un amico di Gesù, potremmo dire anche Sant'Augusta, che ci sta bene: Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, quello che l'analisi e anche il suggerimento che ha fatto Don Chino questa sera è lucido e realistico, ma mi sembra che questa riflessione, pur con queste caratteristiche, ci è stata proposta con amore, con garbo, con misura, e starà a noi farne tesoro. Ecco, celebrare e vivere, come stiamo per fare noi, la memoria della Santa Patrona significa anche far questo: guardare senza trionfalismi, ma guardare a quel tesoro che costituisce la nostra storia, che sta dentro e dietro di noi, per poter proseguire, continuare con originalità questa grazia di Dio. Se c'è un intervento o due, qualcuno che ha una domanda o qualche osservazione, bene, e se no c'è la seconda parte della serata. Sì, Don Chino, scusi, io trovo che c'è tanta indifferenza nelle persone, quell'indifferenza che impoverisce e che ti crea chiusura. In questo periodo, in questi anni, nei miei anni no. Certo, è così. L'indifferenza fa paura, ti fa chiudere. La parola indifferenza sta a significare incapacità di notare le differenze. Dunque è quello che ho detto prima: quando uno non riesce più a distinguere tra ciò che è male e ciò che è bene, questa indifferenza è un'indifferenza glaciale, tremenda. D'accordo? E il problema che abbiamo con i giovani è un problema inedito, perché non ce l'hanno su né con la Chiesa né con Dio, semplicemente non provano assolutamente nessun interesse in questo campo. Per far capire al mio confratello, che faceva fatica a comprendere questa cosa, però era molto amareggiato perché non riusciva a radunare i genitori dei bambini del catechismo, a farsi ascoltare da loro. Io, sapendo che lui assolutamente non apprezzava la musica, per motivi di lavoro più volte ci spostiamo in macchina insieme, ma se attacca un po' di musica sinfonica lui si addormenta di botto, io ho detto: ti faccio fare un'esperienza, ascoltami Don Roberto, la musica fa parte della cultura della nostra Europa, nessuno potrebbe descrivere la nostra Europa senza descrivere la storia della musica. Bene, io ti invito a una serie di conferenze che riguardano l'epoca classica del barocco musicale, dove sentirai parlare di Handel, sentirai parlare anche di Mozart, di Beethoven, su verso il romanticismo poi dopo, senza capire quella stagione così importante che è paragonabile al 400 fiorentino per quanto riguarda le arti figurative. Non si capisce niente di storia della musica. Cosa mi dici, Don Roberto? Non me ne può interessare di meno. È questo che pensano i genitori dei tuoi bambini, è per quello che non vengono. Indifferenza, come dice lei, non ostilità, indifferenza. Prova. La ringrazio e condivido il suggerimento di fare i carbonai del cristianesimo e in fondo forse anche quello che ci chiede Gesù, di essere il lievito, no? Il lievito non è tutta la farina, ma una piccola parte. E nella sua descrizione, secondo me, c'è un po' di autoassoluzione della Chiesa, nel senso che in qualche modo lei dice anche i migliori catechisti, anche i migliori sacerdoti non riescono a coinvolgere, non riescono a forare il muro di indifferenza. Però ci sono delle situazioni magari non così drammatiche che potrebbero ancora essere recuperate
e nelle chiese qua intorno lei sta vedendo una grossa eccezione qui questa sera, ma c'è... È un'eccezione, appunto. Sì, ma di solito c'è il deserto e l'età media è 80, anche perché fisicamente non si riesce i bambini si annoiano a messa e io non so come portarceli, e questo volevo trasferirle, anche se chiedo scusa per la... Ne ho proprio accennato domenica all'inizio della mia predica. Ho detto, quando sento dire da qualcuno mi annoio a messa, mi viene da pensare che questa persona non ha un interesse reale per quello che succede dentro, per cui non presta attenzione a quello che succede. E ho fatto un paio di esempi per la gente che era lì in chiesa, pochissimi giovani, ok? E ho detto loro, sentite, a un certo momento io dirò preghiamo. Preghiamo non vuol dire pensate quello che volete con la vostra testa, andate a spasso, io faccio i miei affari di prete sull'altare, ci vediamo alla fine. Preghiamo vuol dire preghiamo insieme, io sto davanti al Signore Dio, con umiltà e tremore, a nome di tutti voi, parlo a nome di tutti voi, statemi vicino, non lasciatemi solo, anche perché la preghiera che dirò dopo aver presentato il pane e il vino è una preghiera da farti svenire, perché in quella preghiera si diceva, Padre, noi ti offriamo i doni che tu ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso, ma c'è una creatura umana con le labbra così pure da poter dire sta roba su sta terra? Ma è chiaro che se uno non presta attenzione a questa preghiera, non riesce a valutarla, non gli produce questo sentimento profondo del coraggio che possiamo avere verso un Dio che è Padre e dici donaci te stesso, è chiaro che si annoia a messa. Ecco, noi non riusciamo a far entrare, io uso questa parola, non a insegnare la fede, a far entrare dentro l'esperienza della fede questi ragazzi, è lì il nostro problema. E non riusciamo a farli entrare perché tutto l'ambiente culturale in cui vivono è contrario a questo tentativo che facciamo noi, perché il nostro tentativo che facciamo è contrario all'individualismo ed è contrario alla superficialità. E loro sentono che noi proponiamo una cosa che non è la cosa di cui loro vivono normalmente e la ritengono una cosa stramba, estranea, come se a me chiedessero, che so io, di fare buddismo zen, verso il quale posso avere tutto il rispetto di questo mondo, ma non ho nessun interesse a entrare dentro. E allora torno a dire, se ci sono realtà che poi diventano percepibili sul territorio, in cui il vissuto della fede è vissuto in maniera cosciente, in maniera convinta, ed è capace questo cristianesimo anche di esprimersi, di far sentire le sue ragioni, allora potremo ci sarà quello che io chiamo un focolare a cui io posso accostare dei legni anche un po' umidi, fumiganti, ma che riscaldati da questo fuoco potrebbero accendersi a loro volta. Nella situazione attuale non so da che parte prendere questa cosa qui così, veramente, proprio perché abbiamo una prepotenza enorme contro di noi. Del resto tutti quelli che hanno fatto resistenza si sono trovati a essere pressappoco soli, maltrattati e marginati sotto una potenza formidabile e tremenda. Grazie. Prego. Ho ascoltato con molta attenzione le cose che ha detto Don Chino e condivido la gran parte, la quasi totalità delle cose che ha detto. Su una considerazione vorrei fare le mie osservazioni, e cioè il fatto che a mio avviso non tutta la realtà che c'è oggi intorno a noi è negativa come mi pare sia stata un po' descritta da Don Chino. Mi spiego. 100 anni fa la gente moriva di fame, oggi almeno da noi non si muore di fame, questo è un grosso vantaggio, un grosso progresso che ha fatto la società. 100 anni fa si moriva per un'appendicite, oggi non si muore più in genere per un'appendicite. Fino a 70 anni fa i giovani andavano in guerra ogni 4 o 5 anni e morivano in guerra, da noi sono 70 anni che non ci sono più guerre. 100 anni fa, 50 anni fa la gente emigrava da noi, oggi da noi non si emigra più. C'è stato un grosso progresso e questo evidentemente ha portato forse a un po' di lassismo, nel senso che ci siamo abituati a vivere meglio, abbiamo meno problemi e quindi ci poniamo anche meno problemi di carattere trascendentale, di carattere intellettuale. Io credo però che
per i giovani d'oggi, oltre ai problemi che Don Chino ha esaminato e ha presentato, ci sono anche degli altri aspetti che la Chiesa deve tenere presenti. Io vedo qualche giovane, qualche mio nipote che viene alla messa e mi dice: non mi piace venire alla messa. Perché non ti piace venire alla messa? Ma magari c'è il canto che viene fatto, intonato e portato avanti da una brava suoretta, grandi meriti davanti a Dio evidentemente, ma non c'è ritmo, non c'è partecipazione, non è stata curata la formazione di un coro. Questa sera mi ha lietato il coro di queste famiglie, di questi giovani che stanno conducendo e che poi concluderanno in armonia e in bellezza questa serata. I giovani hanno bisogno di ritmo e di partecipazione. Ho sentito la predica e non ha portato a casa niente. Secondo lui è stato un fervorino e c'è tanta possibilità di approfondire, di prepararsi, di portare idee, di portare contenuti. Poi magari guarda la televisione e vede una cerimonia in San Pietro con i cardinali bardati di ermellino e gli cadono le braccia. Purtroppo io capisco il culto, la tradizione, eccetera, ma i giovani non accettano. Con tanti problemi che ci sono al mondo, questi spettacoli non sono certamente edificanti. Quindi bisognerà che anche la Chiesa si adegui per andare meglio incontro ai giovani. Certo. Nella mia parrocchia ho fatto sorgere un gruppetto di ragazzi che canta come cantano i ragazzi d'oggi, con gli strumenti che cantano i ragazzi d'oggi, e ho aiutato gli adulti ad accettare che ci sia. Non è successo un grande afflusso di giovani, non è questo. Torno a dire, è come invitare a un concerto un sordo, cioè gli manca l'organismo di percezione dell'importanza di questa roba. È un fatto grave che sta accadendo, se potete credermi, non è. Ugualmente in parrocchia io ho dei giovani che aiutano in parrocchia, che danno una mano, alle volte alcuni di loro fanno anche gli animatori di catechismo o altro. Io sono da 2 anni adesso in quella parrocchia lì. Dopo essere stato 2 o 3 mesi lì per rendermi conto di come stavano le cose, notando che questi giovani non avevano nessuna attività di approfondimento della fede, una sera li ho riuniti e gli ho detto: ma voi non sentite il bisogno di fare qualcosa per aver cura della vostra fede? Il risultato è stato niente. E l'ho fatto con garbo, l'ho fatto con un linguaggio abbastanza adatto a loro. Proprio abbiamo creato una situazione tale che sono, come dicevo prima, un sordo. Hai ragione tu, viviamo meglio, abbiamo meno sofferenze, abbiamo la vita più lunga da questo punto di vista. Tuttavia, Franco, non sottovalutare quello che sta accadendo in Italia e non soltanto in Italia. Nella mia parrocchia l'anno scorso ho avuto 24 funerali, ho avuto 6 battesimi e 2 matrimoni. Allora sono andato a vedere cosa succede a livello nazionale. A livello nazionale c'è uno sbilancio tra i morti e i nati tanto quanto gli abitanti di Padova. E cioè in un anno è come se tutti gli abitanti di Padova fossero spariti. Vuol dire che non abbiamo più amore per la vita, non riteniamo più la vita un valore. I genitori, presi da tante preoccupazioni, da tanti problemi, che si sposano oramai a 33-34 anni, hanno difficoltà a mettere in mondo delle creature e nonostante tutto il benessere, questa vita tutto sommato sembra non piacerci e non entusiasmarci più di tanto. Perché, torno a dire, uno sbilancio pari agli abitanti della città di Padova noi li abbiamo persi come italiani l'anno scorso, solo perché non ci sono le condizioni, l'interesse e lo slancio a mettere in campo abbastanza creature, mi capite? È per quello che io parlo di un regime e gli effetti sono questi, cioè questi qui non sono stati ammazzati e pistolettati o messi in prigione, però sono spariti, non ci sono, questi qui proprio zero, mi capite? Perché? Perché abbiamo sistemato la situazione secondo gli interessi di quel profitto che poi ci manipola in questa maniera. Sentite la confessione di uno dei leader statunitense, lui, della produzione di reclame in cosa. A un certo momento, in un momento di sincerità dice: sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella roba inutile e dannosa, quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Io vi drogo di novità e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione.
nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché chi è felice non consuma. Più chiari di così. E noi dobbiamo essere lucidi, abbiamo questo regime che non è interessato alla nostra felicità. La felicità però è a nostra portata se noi assumiamo un atteggiamento di resistenza, e cioè non ci lasciamo andare passivamente a questi influssi che subiamo. Non è facile. Nuotare controcorrente è più fatica che lasciarsi andare con un gommone lungo la corrente. Però mi hanno raccontato di un internato ad Auschwitz, me l'ha raccontato un militare che era finito là così e poi è tornato in paese con i piedi tagliati perché congelati e altro. Mi ha detto che nella sua baracca c'era uno che la mattina quando si alzava con uno straccio molto sporco perché non c'era acqua si strofinava tutto il corpo, estate e inverno. E lui una volta gli ha detto: ma cosa fai? È assolutamente inutile. E lui gli ha detto: ma non ti rendi conto che la prima cosa che fanno qui è toglierci la nostra dignità? Dunque era inutile per quanto riguarda la pulizia del corpo, ma serviva a conservare il senso della dignità della persona. E questo che dobbiamo fare. Fare resistenza ai nostri giorni probabilmente significa vita più sobria, cura delle relazioni, cura dei sentimenti profondi, quelli che ci danno una fisionomia, quelli che ci danno un'identità, quelli che ci rendono affidabili, che permettono ai rapporti di restare stabili. Senza rapporti stabili non c'è felicità, perché la felicità nasce quando io posso fare riposare il cuore sul fatto che un altro mi accoglie e mi vuole bene, perché tutti noi siamo affaticati a portare lo zaino della nostra vita e a un certo momento avremo bisogno di toglierci questo zaino, ma se non c'è nessuno che lo porta per noi non possiamo togliercelo, la vita ci affatica. È solo un rapporto d'amore che ci permette poi di assumere questo atteggiamento di far riposare il cuore sull'altro, e questo è sinonimo di gioia, è sinonimo di felicità. E il fatto che poi anche l'altro alle volte mi chieda di prendere il suo zaino fa sì che questo zaino che io prendo è meno pesante del mio, perché lo prendo per amore, persuaso, lo prendo perché questa persona mi entusiasma, mi interessa, sono felice che esista. Noi dobbiamo aver cura di tutto questo, se no ci fregano. Con i giovani questo c'è sempre meno. Anche questa maniera di comunicare che hanno è una maniera di non comunicare. Un libro recente, impressionante, che ho letto era Insieme ma soli. Non c'è una vera comunicazione profonda e alle volte la comunicazione sfocia unicamente nel mettere su bande e nel provocare stalking e confronti con il gusto e l'emozione del senso del potere e della potenza sugli altri, dove anche estinguere la vita degli altri è un'emozione forte, perché io sono forte e decido della vita degli altri. Questo mondo a me non piace. Se avessi figli non vorrei che crescessero in un mondo così e farei di tutto per cambiarlo. Ecco, tutto qua. Grazie, buona festa di Santa Augusta. Buonasera, volevo presentare un po', mentre loro sistemano e si preparano, prendete le percussioni e anche tutte le cose che vi servono, più in qua anche, e presentare il nostro coro a Don Chino e a chi non ci conosce, perché in realtà dopo la sua, quello che ci ha parlato questa sera, che da un certo punto di vista era trista, no? Perché è la situazione che c'è, che è triste, ma io mi giravo e guardavo loro e loro mi dicevano: e noi invece ci siamo perché ci sentiamo un po' i resistenti, che diceva lei, perché noi siamo 10 famiglie, sì, certo, conto a loro, sono 10 famiglie che da 6 anni viviamo insieme tutti i momenti possibili e abbiamo con la musica condiviso qualcosa che ci ha unito e che portiamo in giro. E ci avete contagiato con la vostra allegria e grazie di cuore. Salve. E vi mettete? Pronti? Chiaramente di queste 10 famiglie oggi siamo 5 perché sono in ferie, però quello che è importante per noi non è sempre, è fondamentale, ma non è la cosa più importante, è l'uscita musicale. Perché quello che è fondamentale per noi è comunicare il nostro messaggio. Il nostro messaggio, che dico sempre ai nostri concerti, mettete più in qua così,
ci vediamo tutti. Il nostro messaggio è che la vita è bella, la vita vissuta insieme agli altri è ancora più bella. Se vissuta insieme agli altri, però uniti in Cristo, la vita diventa una meraviglia. E quindi questo è quello che noi portiamo in giro e cerchiamo di contagiare chi ci ascolta. Buon ascolto. Questo risorto, campana.
desidero ringraziarvi di vero cuore, tutti quanti, perché il vostro canto davvero rende onore alla giovinezza perenne di Santa Augusta, la vostra freschezza, quella che trasmettete alla domenica e anche questa sera qui con noi, davvero è qualcosa che vale e che ci arricchisce, come, torno a ripetere, ci arricchisce Santa Augusta, che da secoli è per noi riferimento, è per noi anche presenza con cui condividere le difficoltà e le gioie del nostro cammino. E auguro a tutti, come anche Don Chino ci ha augurato, di vivere bene e di onorare bene la nostra patrona. Viva Santa Augusta e buonanotte a tutti.